Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso, pronto per commentarvi la gara numero 25 del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Bagheria e Camarat. Oggi 3 punti fondamentali per gli obiettivi delle due formazioni, ben diversi in realtà, perché il Bagheria, squadra di casa, ha bisogno dei 3 punti per un obiettivo chiaro, semplice e coinciso: rimanere in questa categoria. Dall'altro lato invece una squadra come il Camarat che non vuole rimanere in questa categoria, vuole fare il salto in più, vuole andare nel campionato successivo, però oggi per puntare a questo obiettivo bisogna ottenere i 3 punti, seppur il Licata continua a volare. Nel frattempo le squadre sono già entrate in campo, noi vi mostriamo adesso lo scoreboard classico di Sportisili, poi ricordiamo che il cronometro inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo tocco del pallone, vediamo se capiterà al Bagheria o piuttosto al Camarat. Nel frattempo Florio e Baio, i due capitani, stanno decidendo chi inizierà a toccare il primo pallone di questa sfida. Nel frattempo conosciamo anche il trio arbitrale, il signor Karim Lafranca di Messina, il signor Salvatore Totaro di Messina e poi il signor Marco Bucca della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Questo è il trio oggi arbitrale. Nel frattempo stanno cercando, dovrebbe essere il Bagheria, dovrebbe attaccare quindi da destra verso sinistra con Dolenti quindi che andrà dall'altra parte. Nel frattempo foto di rito per entrambe le squadre che quest'oggi, ricordiamo, si stanno giocando una posta in palio veramente altissima per quelli che sono i rispettivi obiettivi. Nel frattempo il tempo è anche migliorato perché sembrava esserci una leggera pioggia che poteva insomma dare anche un po' di fastidio oggi alla tecnica dei giocatori in campo. Così però non è. Si sistemano le due squadre, vediamo infatti qui vicino Pisciotta andare sull'out di destra, poi dietro di lui c'è Cuffaro, come numero 19, Baio in difesa insieme al solito Lorenzo Mirabelli, classe 92, difensore centrale. In porta chiaramente Dolenti, che è uno dei portieri migliori di questo campionato, ma non lo stiamo scoprendo di certo oggi. In attacco, l'attacco diciamo che è abbastanza chiaro: Osvaldo, Pierce, che stanno ben facendo in questa annata. Dall'altro invece in porta c'è Crisafulli, non c'è Cannizzaro. Questa è già una piccola novità, perché solitamente è Cannizzaro il giocatore che parte dal primo. Dall'altra parte invece sempre Bagheria, non c'è Giglio. Questa anche qui una brutta notizia per il Bagheria, perché è un giocatore forse con, voglio dire, con più qualità, però è il giocatore che sicuramente è abituato a fare maggiormente la differenza. Nel frattempo c'è ancora da aspettare qualche istante, il Bagheria infatti ne approfitta per continuare il proprio riscaldamento con Vetrano e tutti gli altri ad aumentare infatti i giri del motore. Ne approfitta anche il Camarat con Pisciotto, Svaldo, con Baio e anche Ledesma a toccare la sfera. Non abbiamo capito quale sia stato il problema, forse qualcosa sulle reti. Sì, infatti qualcosa sulle reti, perché sulla rete della porta del Camarat al momento c'è Dolenti che sta aiutando anche le guardalinee per sicuramente mettere le classiche fascette per far sì che la rete non si possa alzare. Questo insomma sarà chiaramente quello il motivo per cui infatti non inizia ancora la partita. Siamo infatti un pizzico in ritardo, sono le 15.03, dovrebbe essere già iniziata da 3 minuti, ma come diciamo sempre, quando si attende tanto a volte è anche meglio, perché insomma l'attesa vale veramente la pena. Questo pomeriggio secondo me ne vale tanto, tantissimo la pena aspettare, perché sarà una grande sfida. Nel frattempo il signor Lafranca sta discutendo con Caracappa sicuramente sulla motivazione della perdita di tempo. Non vediamo più Dolenti, che si è allontanato al momento, però non capiamo cosa stia effettivamente facendo. Si continua il riscaldamento quindi con Pisciotto, Svaldo, Pierce tutti a toccare la sfera, e oggi vedremo sicuramente lo scontro tra Pierce e Pennisi, che probabilmente andrà a marcarla uomo, perché la fisicità dell'attaccante numero 9 è abbastanza notevole. Pennisi è un giocatore che gioca tanto col fisico, però occhio alla soluzione Costa, che oggi parte sì dal primo. Questa non è una novità, perché è un giocatore abituato come sempre a partire titolare, però parte come centrale, lui che invece solitamente gioca sull'out di sinistra. Invece oggi c'è Boatta che sta giocando in quel ruolo, a destra invece Viola, e diciamo Costa che abbandona il ruolo di terzino sinistro per giocare come centrale, un giocatore che effettivamente ha grandi doti difensive, quindi insomma non ci sorprende questa scelta, e chissà che non sia stata una scelta proprio per magari aiutare Pennisi nel raddoppio contro Pierce, perché effettivamente quando si ha un attaccante così come lui, insomma, il raddoppio credo sia l'unica soluzione possibile.
Nel frattempo si continua ancora a perdere tempo con le due squadre che stanno continuando il loro riscaldamento con un giro palla che coinvolge praticamente tutti quanti i calciatori, ma credo sia quasi risolto perché Dolenti si è allontanato, quindi è praticamente pronto a inserirsi i guantoni. Eh sì, mi sa che siamo arrivati quasi all'inizio della sfida, quando siamo alle 15:05, insomma 5 minuti di ritardo. Va bene così. Allora noi ne approfittiamo per dare qualche altra informazione per il match. Il Bagheria si trova al momento al 10° posto con 33 punti in classifica, 30 gol fatti, 40 invece i gol subiti. Kamarat con 46 punti è forse una delle squadre sorpresa, rivelazione di questo campionato. Vediamo, lo scorso anno giocava il campionato di promozione, quest'anno invece il campionato di eccellenza e al primo anno sta veramente tenendo testa a squadre come il Licata, per esempio il Marsala, che diciamo che in questi campionati navigano da più tempo e che hanno fatto tanto bene, e il Kamarat al momento sembra la principale antagonista proprio dell'Icata, che è infermabile, anche se qualche piccolo stop un po' l'ha avuto di qua e di là, ma il Kamarat anche nelle ultime settimane ha iniziato ad inanellare diversi risultati utili consecutivi, arrivando anche a superare il Marsala, che sembrava essere la squadra al secondo posto. Invece no, il Kamarat ci ha creduto fino all'ultimo e dopo quel piccolo momento intorno al mese di dicembre con qualche risultato non positivo poi si è assolutamente ripresa e ha fatto vedere tutta la sua classe. Nel frattempo il signor Lafranca fa accenno che si può finalmente cominciare, noi adesso vogliamo anche commentare la partita. Continuiamo a dire però, per concludere, il Kamarat ha fatto 40 gol in questo campionato, ne ha subiti 16 e infatti il secondo miglior attacco ma anche la terza migliore difesa. Insomma, dati eccezionali per il Kamarat, che continua a fare bene. Oggi però il campo è quello dello stadio comunale di Bagheria e attendiamo soltanto il fischio del signor Lafranca, che credo arrivi tra pochissimo, e sarà Florio quindi a giocare il primo pallone della partita. Sta caricando i compagni e inizia anche il match. Inizia dunque Bagheria Kamarat. Osvaldo per Pierce, Pennisi sul pallone. Nel frattempo c'è un piccolo problema con il cronometro. Adesso cerchiamo di risolvere. Caldieraro intanto cerca di autolanciarsi sul laut di destra, si ferma, sterzata, rientra, scarico palla verso Vetrano, ancora Caldieraro e poi la chiusura ottima da parte di Cuffaro, che abbandona la sua posizione di destra per andare appunto sulla fascia opposta e rubare questa sfera, e dunque rimessa laterale per il Kamarat con Cracchiolo. Si va dietro con Mirabelli, coinvolge Dolenti, uno dei portieri più forti di questo campionato, Gaetano Dolenti. Esperienza incredibile per lui. Pierce, poi Boatta, regala il pallone però a Pane, che cerca di allargare il gioco immediatamente, poi si chiede un tocco con il braccio, non c'è nulla per il diritto di gara, poi nel frattempo la controlla, va giù col tacco, la palla rimane lì, poi il rimorchio Pierce ancora 2 volte, 3 volte, e poi Pierce la sblocca subito. 1-0 del Kamarat immediato con il solito Ignazio Pierce. Veramente nemmeno il tempo di cominciare che il Kamarat si porta subito in vantaggio con la rete del solito Pierce, ormai è una costante di questo campionato. Serba credo cercare di rispondere immediatamente. Nel frattempo noi stiamo cercando di risolvere immediatamente il discorso cronometro, non ce lo siamo dimenticati, piccoli problemi tecnici, ma adesso arriverà il cronometro, aggiorneremo anche il risultato. Per ora non riusciamo a farlo perché abbiamo una schermata che al momento ci impedisce di fare ciò, ma noi intanto continuiamo a commentare la partita, ma è 1-0 il risultato, questo è sicuro. Intanto Caracappa lotta con Pisciotta, poi esce fuori bene dalla pressione Ledesma,
Caldieraro, adesso il dribbling ottimo da parte di Pane, infatti proprio su una sua azione è arrivato il gol, perché su un suo cambio di campo nel frattempo fallo di Caracappa. Dicevamo, proprio su un cambio di gioco da parte di Pane è arrivato il gol del vantaggio del Camarat, perché un suo cambio di gioco ha favorito poi l'inserimento da quel lato di Guadalupo, che ha cercato di mettere in mezzo al meglio delle sue possibilità. La palla poi è finita tra i piedi di Pierce, che chiaramente dopo un primo tentativo non fortunatissimo poi l'ha ribattuto in porta, ma insomma Pierce quei gol li fa sempre. Nel frattempo calcio di punizione proprio con lo stesso Pane. Baio, Mirabelli la controlla il vice capitano, che torna dietro dalle parti di Dolenti. Invio lungo a cercare lo scatto, poi Boatta non perfetto, poi Pierce e il fallo è giusto. Pensa c'è pure un cartellino? No, perché è stata da pochissimo la partita, vuole un attimino anche tutelarlo. Quando siamo arrivati al minuto 4 di gioco, calcio di punizione e Pane si va a prendere pure questo calcio piazzato. Vediamo se calcerà, è un po' difficile da ipotizzare un tiro da qui, è un po' complicato, però ipotizzare un tiro, diciamo, è un po' complicato, però vediamo, perché Pane ha delle doti balistiche abbastanza importanti. Sta guardando sia la porta che i compagni al centro, sguardo rivolto verso i compagni, però Pane va in mezzo, sempre molto morbido sul secondo palo, rovesciata, poi tentata e riuscita anche da parte di Pisciotta, che stava per fare forse sicuramente il gol più bello della giornata, questo è sicuro, però insomma uno dei gol più belli del campionato. Va messo a confronto anche di altri gol, però insomma sicuramente tra i candidati ci sarebbe rientrato sicuramente. Intanto con le mani l'esperienza parte di Cracchiolo, che si aiuta un po'. Vetrano cerca di dialogare con Scozzari, che però dimentica il pallone. Insomma, inizio complicato per il Bagheria in questo pomeriggio. Si gioca sull'alto di sinistra con il solito Cracchiolo pronto ad intervenire. Non ci arriva però, palla fuori. Poi Pennisi si complica un po' la vita, riesce comunque a spazzare il pallone. Testa di Caracappa, Vetrano, c'è però l'anticipo di Mirabelli. Poi forse ha accusato un colpo, ha fermato il gioco secondo me, perché si tocca il volto. Adesso sta arrivando anche il cronometro. Questo è un po' grande effettivamente. Dolenti. Baio si complica la vita, sbaglia tutto. Caracappa riesce a servire Vetrano, che potrebbe anche calciare Vetrano dentro la di rigore, fermato da due. Poi Dolenti, senza badare allo stile, allontana immediatamente. E qui salva tutto Dolenti, ma salva tutto sicuramente la difesa, perché effettivamente intanto bella palla Pierce, forse fuori gioco, forse no, si continua. Guadalupo può correre sull'out, si ferma, sterzata. Guadalupo ancora rientra, trova dall'altro lato poi i compagni, ma palla è facile preda però di Caldieraro. Adesso riparte il numero 10, che ne salta uno, ne salta anche un altro, poi contro Baio, palla che passa, va giù, calcio di punizione. Adesso cerchiamo di picciolire un pochettino il cronometro, perché effettivamente ci rendiamo conto di essere il massimo.
Sì, adesso ci siamo, però dobbiamo un attimino anche ribadire il minutaggio. Noi vi chiediamo chiaramente scusa per tutto questo, ma a volte l'applicazione non ci assiste al massimo. Adesso ci siamo, tutto tranquillo, ok. E dunque va cara K nel frattempo col calcio di punizione addosso però a Dolenti, che blocca la sfera, fa subito ripartire sulla fascia i compagni. Bello qui il dribbling da parte di Cuffaro, che ne salta uno, poi alza lo sguardo, cerca Pisciotta, riesce a ribattere Boatta, poi cara K, palla in cosa sotto la suola, poi è raddoppiato da Pisciotta che fa un bel contrasto Cuffaro, poi Pane, Mirabelli, c'è dalla Toto Cracchiolo, lo dovrebbe servire sul lato di sinistra, lui preferisce andare da Guadalupo però. Anzi da Osvaldo. Mirabelli, pressione sempre alta di Vetrano, riesce comunque a servire senza troppi problemi Baio, il capitano. Adesso Cuffaro che è entrato, ha iniziato bene la partita. Pisciotta, anticipo di Boatta, Florio senza pensarci un momento, cara K, c'è Vetrano, deve puntare la difesa come dice anche il tecnico mister Grimaudo, poi Boatta, Florio, ecco Boatta, deve avanzare il Bagheria che alza la testa, cara K, il dribbling tentato, riuscito, poi Caldieraro cerca un aggancio e poi uno schieramento, un appoggio su Vetrano, ma l'appoggio successivo è sbagliato perché Osvaldo capisce tutto e intercetta. Pisciotta lo fronteggia nel frattempo Boatta, lui col mancino va dall'altro lato con Guadalupo che lascia scorrere il pallone e fa anche la giocata giusta, perché in questo caso Viola non è riuscito ad anticipare la giocata. Pierce si appoggia di prima senza pensarci due volte. Pane, gara molto bella e tanto intensa nei primi 9 di gioco. Cuffaro va dietro, Dolenti, palla su Crisafulli che con tranquillità si prende il pallone sulla respinta di Pierce in gol, poteva fare veramente molto poco. Boatta messo un po' in difficoltà dalla pressione di Pisciotta, che comunque aiuta tanto in fase difensiva, seppur lo faccia nelle zone più di attacco. Florio, cara K, anticipato. Pierce la mette giù con qualità. Adesso Pane di prima, gioca sempre bene, molto bene qui il Camarat, cerca di puntare la difesa a Guadalupo, invece è ottimo il contrasto da parte di Viola, riparte il Bagheria con la velocità di Alessio Scozzari che rientra e taglia il campo col mancino, c'è Caracappa dall'altro lato, infatti viene servito adesso il numero 7 che la controlla, Caracappa può rientrare, cara K, traversone, palla che passa, poi Mirabelli allontana, come viene Osvaldo in mezzo a due, riesce a fare passare questa palla con Guadalupo che però non se la sente di velocizzare troppo la giocata. Adesso palla su Pane, si fa vedere Ledesma che prende il pallone in questo momento, di prima anche lui, Guadalupo. Nel tempo contento del lavoro della sua squadra mister Cammarata. Dolenti, molto bravo con i piedi, un portiere che fa nell'impostazione una delle sue doti migliori. Pierce si ferma, bella giocata da parte dell'argentino, Ledesma, Baio, Ledesma dialoga con Cuffaro che si era avvicinato e poi mister Cammarata infatti continua a dire questo, due tocchi, continuate a giocare così. Effettivamente il Cammarata sta giocando una gran partita e questa è un'occasione tanto importante per la squadra. Effettivamente Costa, vediamo se si cambierà poi di posizione con Viola nel corso della partita. Pennisi, Boatta, voleva la pressione alta di Pisciotta, palla che viene sporcata ma riesce comunque ad arrivare dalle parti di Caldieraro che avanza. Ecco gioca Caldieraro che allarga il gioco bene da qui dalle parti di Scozia, deve partire adesso il numero 11 che gioca nella posizione di Giglio, palla su Caldieraro che guarda la porta, cerca la conclusione dritta tra le braccia però di Gaetano Dolenti che non deve impegnarsi più di tanto, va giù e blocca questa palla, l'ammortizza il portierone del Camarat.
Mirabelli, Cracchiolo, finta, qui sbaglia perché viene rubato il pallone proprio da Scozzari che ci ha preso gusto adesso sul mancino, potrebbe anche calciare, cercare una palla in mezzo, poi cerca Dolenti e poi il gol che arriva con Vetrano, però la bandierina è alzata, fuori gioco, non ha avuto dubbi il guardalini, però bello il tiro precedente di Scozzari che Dolenti ha respinto non benissimo, perché c'era veramente vicinissimo Vetrano che non aveva sbagliato sotto porta. Ed era riuscito a rispondere al gol di Ignazio Pierce. Ma fuori gioco, intanto Pierce lanciato in area di rigore, rientra molto bene Pierce, prima sinistro, poi destro, poi Costa, ecco. Infatti il motivo, dicevamo, perché è stato messo Costa come centrale, è per questo motivo, perché il giocatore è comunque abituato a giocare anche molto sulla fascia, quindi doti atletiche molto molto importanti, e da questo punto di vista sulla velocità poteva aiutare Pennisi, che invece è un centrale un po' più statico, e qui effettivamente si è vista la motivazione. Messa con le mani, buttata lunga, Vetrano fa un gran lavoro di fisico, liberandosi di Baio. Poi Caldieraro, Pane ancora una volta a mordere le caviglie. Florio, si è visto poco il capitano del Bagheria adesso. Scozzari, rientra sul sinistro, questa volta non abbocca le finte Guadalupo. Poi scivolata di Viola, che non gli consente di girarsi al meglio, e dunque rimessa con le mani per il Camarat che continua quindi la sua azione. Prova a difendere il pallone Osvaldo, arriva anche Pierce, poi Viola mette tutti d'accordo. Scozzari, palla che finisce tra i piedi di Ballariano, pochi palloni toccati per il numero 4, solitamente uno dei più propositivi. Caracappa, si prende lui l'onere della giocata, dicendo ai compagni salite, Ballariano alza lo sguardo, cambio lato da Scozzari, se fa un bel aggancio, non la tocca, palla al controllo adesso, Scozzari contro Cracchiolo, rientra, vuole il sinistro, poi va sul destro, ribotte proprio addosso al terzino avversario, ed è dunque rimessa tra le zona super offensiva con Viola che probabilmente andrà a lungo, ci aspettiamo questo tipo di soluzione, invece non va proprio lunghissimo, la difende Florio che mette dentro, va a cercare di testa Caracappa, poi è uscito molto bene invece Pane, anzi Pisciotta, adesso Pane, Cuffaro, centralmente Pisciotta, Pane chiama il pallone, finta con la suola, si complica un po' la vita, riesce comunque a servire il compagno Pisciotta in mezzo a 2, in mezzo a 3, Caracappa, poi bravo a rubare il pallone, poi Cuffaro, Ballariano, adesso Florio, palla dall'altro lato per il tentativo da parte di Scozzari che viene fermato e scivolato in maniera regolare. Pisciotta, veramente una partita molto molto bella, molto intensa, soprattutto non ci sono praticamente non ci sono momenti di pausa in questi primi circa 16 di gioco. Il puntaggio potrebbe non essere correttissimo perché è stato un più che altro orientativo, ma dovrebbe essere corretto. Nel frattempo Guadalupo può puntare la difesa, rientra sul destro, c'è la sovrapposizione nottesisa di Cracchiolo che deve crossare in mezzo, Ballariano chiude e poi si lamenta molto Mister Grimaudo che voleva forse che i giocatori potessero chiudere leggermente prima questo traversone, un po' troppa facilità per Cracchiolo di crossare all'interno della di rigore, sulla bella sovrapposizione comunque che ha effettuato il difensore di fascia mancina. Bravo anche, secondo me, Guadalupo ad aspettare quella sovrapposizione e darla con i tempi giusti. Il tempo sarà quindi calcio d'angolo con Pane che chiama forse uno schema. Sistema il pallone, intanto Pisciotta è fuori dall'area di rigore, ma nel frattempo il signor Lafranca dice qualcosa all'interno dell'area di rigore, dice di finirla. Pierce e credo Pennisi. Va Pane in mezzo, direttamente da Crisafolli, adesso deve ripartire il Bagheria che va subito a 1000 con
rilancio dalle parti di Vetrano, si tiene un po' con, anzi di Scozzari, che di prima cerca e trova in realtà Calderaro, ma era una palla un po' complicata. Nel frattempo Caracappa si lamenta un po' perché dice aspettami, mi stavo per inserire. Ed effettivamente forse la soluzione Caracappa poteva essere leggermente più semplice, ma Vetrano, anzi Scozzari, è andato un po' su quella forse più visibile, che era Caldieraro, che era effettivamente già lì. Caldieraro scambia, Florio guarda la porta, poteva anche forse pensare a una conclusione. Scozzari col mancino, Guadalupe ancora una volta a dargli fastidio, non permettergli di far passare questa sfera. Guadalupe, bel dribbling su Viola, lo salta nettamente, poi rientra, lo salta ancora 2 volte e poi cerca anche il terzo dribbling. Il primo riesce, il secondo riesce, il terzo però no, rimessa tra le Camarat. Florio. Poi Vetrano viene spostato proprio letteralmente spostato da Mirabelli, che fa valere il fisico ed è quindi rimessa laterale. C'è qualche perdita di tempo forse. Infatti si lamenta un po' la panchina del Bagheria. Adesso va a lungo a cercare Osvaldo, però Costa secondo me si aiuta un po' troppo con le braccia, rischiando un calcio di punizione. Ledesma va dietro, Cracchiolo, adesso Baio, c'è Cuffaro largo, ma lui riesce ad andare dall'altro lato, sempre da Guadalupo, di testa però c'è Viola, poi Scozzari, Florio in verticale, bravo qui Mirabelli a staccarsi dalla marcatura e a fermare tutto, poi Ballariano, il break, palla è un po' a metà, Boatta allontana come riesce a fare, poi testa Viola allunga, Vetrano, Mirabelli ancora una volta, che partita comunque del numero 6, partito benissimo, Florio, dribbling su Guadalupo, poi va dietro, non rischia nulla, Costa, Pennisi, che sbaglia il dribbling e qui qualche dubbio c'è perché forse è entrato sul pallone Osvaldo, almeno sembrava così da qui. Sicuramente Pennisi l'ha un po' rischiata lì. Tanto Costa, Ballariano, Pennisi, Costa, Florio, Costa, Mister Grimaldo voleva il pallone sulla sinistra, Pennisi aspetta troppo tempo, Boatta, bella rimessa, poi Baio si aggrappa un po' con Vetrano ed è rimessa laterale per il Bagheria con Caracappa. Boatta cerca Vetrano di girarsi, lo fa sì, però in modo irregolare per il direttore di gara, signor Lafranca, che indica il calcio di punizione per il Camarat. Non è lungo a cercare Pierce con il petto, però serenamente Costa, poi si complica la vita, ma fa un gran lavoro qui Viola, in mezzo a due, bel dribbling, Florio alza la testa, il capitano non ha per un appoggio, infatti si lamenta un po', Costa, Pennisi, cambio lato, Boatta, scarica su Caracappa, poi cerca una sola posizione, palla che non passa, Calderaro anche lui, nel breve si gira benissimo, invece Ballariano, Costa, sulla posizione di Viola che può crossare, non se l'è sentita, poteva farlo subito secondo me, c'erano i compagni in mezzo, ma lui ha voluto fare un aggancio in più e poi Mirabelli gli ha rubato tempo, spazio e giocata. Ballariano si dimentica il pallone, Pierce gli ruba la palla, adesso Osvaldo può ripartire il Camarat, Ballariano lo insegue, non vuole fare fallo, poi cambia tutto dalle parti di Guadalupo, un po' eccessivo, fallo fuori.
palla a cercare, poi l'inserimento di Pisciotta, qui Crisafulli rischia tanto e poi calcio di rigore. Ingenuità di Crisafulli che si becca pure il cartellino giallo. Qui però è un errore che non può fare il portiere, perché su una palla così non puoi andare a travolgere l'attaccante. Pisciotta è stato molto bravo prima di inserirsi, poi di riandare su quel pallone. Crisafulli fa fallo ed è calcio di rigore. Questo potrebbe essere un episodio che potrebbe anche andare a viziare una partita. E il pallone è stato a prendere comunque Pisciotta. E Pierce infatti lascia il rigore proprio a Pisciotta che se l'è preso. Pisciotta contro Crisafulli, 2005 contro 2002. Tutto errore qui da parte del portiere che... E Pisciotta con il mancino, non so se chiuderà o se invece andrà ad aprire il suo sinistro. Si attende però il fischio del signor Lafranca. Va Pisciotta con il mancino, lo apre bene questo sinistro, spiazza il portiere ed è 0-2. E quindi doppio vantaggio Camarat quando sono passati soltanto 24 minuti, non moltissimo. E questa però chiaramente è una doccia non fredda, bensì freddissima per il Bagheria, che non stava secondo me nemmeno giocando tanto male, però... Si ritorna in campo quindi con Florio. Scozzari la controlla col mancino, dietro da Viola, Costa. Non so se Mister Grimaudo si inventerà qualche soluzione un po' più offensiva per ribaltare questa partita. Camarat è anche la terza miglior difesa, ricordiamo, oltre ad essere il secondo miglior attacco, quindi non sarà facile riuscire a scardinare. Pennisi esce bene qui con personalità, perde il pallone e guadagna un calcio di punizione, batte rapidamente Caldieraro. Cambia tutto da quel lato di Caracappa, rientra, si appoggia, Caldieraro carica la conclusione da fuori. Perfetto invece il lavoro di Ledesma in fase di interdizione, poi cambia tutto ma sbaglia. Baio, testa anche di Ballariano, poi Pierce fa sempre il lavoro da pivot, lo fa sempre in maniera meravigliosa. Tanto fisico, anche altruismo, perché il rigore poteva batterlo lui che sta dominando la classifica marcatori, ma l'ha lasciato a Pisciotta e poi l'ho caricato con una pacca con il petto Pane, che poi allarga bene con l'esterno, finta contro finta, palla poi lunga a cercare Guadalupe, che come sempre è presentissimo su quella fascia, poi palla giusta a cercare Pierce, testa chiude tutto Pennisi, Ballariano, Caracappa, deve ricominciare il Bagheria, deve ricominciarlo dai suoi giocatori migliori, Caracappa è uno di questi. Pennisi. E al momento le motivazioni del Camarat sembrano essere superiori rispetto a quelle del Bagheria. E il risultato è di 0-2. Costa cambia su Caracappa, l'anticipo su Cuffaro, poi il lavoro di Vetrano per tenere la palla in campo, non è fuori gioco, si continua. Vetrano si appoggia a Caracappa, danza all'interno dell'area, poi viene fermato in maniera abbastanza dura, ma sul pallone da Pisciotta, che poi salta anche Caldieraro, poi si scontra con Boatta. Si chiedeva un calcio di punizione forse. Florio, poi Scossari non aggancia, la palla un po' complicata. Più che un fallo si chiedeva forse che la palla potesse essere terminata fuori, perché abbiamo sentito Mister Grimaudo dire non era sulla linea, almeno è sembrato questo il virgolettato del tecnico, però non siamo sicurissimi.
Cuffaro, aggancio, pressione di Caracappa, allontana Baio centralmente, Florio si scontra con Osvaldo, poi di prima, bella palla di Guadalupo, dello scatto di Pierce, fuori gioco, con Botta che lo stava inseguendo, e si salva quel Bagheria, perché Pierce quando attacca la porta con le distanze, insomma, tenergli testa non è facile, ma per fortuna del Bagheria in questo caso Vittorio Gara aveva già fermato il gioco, perché Pierce da lì è letale. Caracappa la controlla molto molto bene, poi va dietro direttamente da Crisafulli. Ballariano, Ledesma pulisce ancora un altro pallone, si ferma, bel lavoro da parte di Matteo Ledesma. Mirabelli, Baio non stanno concedendo praticamente nulla, o comunque molto poco, i due centrali. Gran partita, ma da sempre. Rulletta di Osvaldo, bella giocata, poi Guadalupo sempre perfetto ad inserirsi su quell'out, cerca di saltare l'uomo, rientra sul destro, bella giocata ancora, si inserisce Ledesma, cerca una verticale un po' complicata, Baio, Mirabelli aspetta l'arrivo di Vetrano per scaricare il pallone dalle parti di Cracchiolo, poi palla nuovamente da Mirabelli, adesso Baio, c'è largo Cuffaro, viene servito, si va da Ledesma, cambio campo con Piesa che si stava inserendo, Pennisi di testa chiude tutto, poi Ballariano, Boatta, Ballariano, Costa, vola sulla fascia Scozzari che vuole rientrare sul suo mancino, si appoggia dietro come viene Florio, la controlla, guarda i compagni, trova nuovamente l'appoggio su Scozzari, sono la posizione perfetta da parte di Florio che viene fermato però da un super Mirabelli che oggi è sicuramente tra i migliori in campo, sta difendendo perfettamente, sempre in posizione, sempre molto molto pulito, soprattutto in fase di difesa. Qui chiude nuovamente Florio, che quando si inserisce è un pericolo per la sua fisicità, lo è soprattutto nel gioco aereo però. Quindi corner con Caracappa che va a battere, però c'è prima un problema all'interno dell'area di rigore, tutto ok, si può finalmente battere, va Caracappa, troppo sul primo palo, molto bene Baio, poi Caracappa fa un aggancio straordinario a mettere di nuovo in mezzo e Pierce anche in fase di difesa è perfetto perché allontana questa palla. Osvaldo, Pisciotta, Osvaldo ancora, c'è lo scatto dall'altro lato, io se lo fa Cuffaro questo cambio di gioco, alza lo sguardo, infatti lo fa adesso a cercare Pierce, poi la palla va direttamente dalle parti di Guadalupo, chiude però Viola in diagonale, però l'idea era giustissima. Sarà quindi rimessa laterale per il Camarat. Pisciotta, Baio, ci avvicina a lui Cuffaro, Dolenti, Cuffaro, lo insegue Caracappa, Pisciotta va dietro, Baio, Dolenti, lo insegue Vetrano, la palla non viene gettata mai Ledesma, poi Dolenti, Mirabelli, Pisciotta, sbaglia tutto qui, infatti Scozzeri attacca ma poi Cracchiolo è bravissimo a rubargli nuovamente il pallone. Dolenti, Pane, Pierce di testa, bella la giocata del Camarat che esce bene dalla pressione, Guadalupo può puntare la difesa
c'è Costa, poi la sovrapposizione di Pierce, perfetto Pierce, la parata di Crisafulli e va vicissima al 3-0 il Camarat. Una bella parata da parte del portiere, Pierce lo ha graziato questa volta. Pisciotta, palla che rimane lì dopo un piccolo ping pong, allontana Florio e Baio va direttamente da Gaetano Dolenti, che si permette anche 2 agganci con il petto, un portiere molto molto forte. Pane, Osvaldo cerca di tagliare il centro del campo, si ferma e poi palla, ma è fuori gioco, credo nettamente quello dietro. C'è però Guadalupe che ancora una volta rientra, cerca anche la connessione col destro, però secondo me poteva, tanto Pisciotta anche lui col mancino, deviato, però secondo me poteva fermare il gioco perché c'era un fuorigioco abbastanza evidente, non da parte di Guadalupe che ha toccato la palla, bensì di Cracchiolo che era sul pallone, non si è proprio disinteressato, quindi insomma poteva secondo me anche fischiarlo. Tanto palla a cercare Scozzari che la controlla, potrebbe rientrare sul mancino, cerca invece il destro, bene invece la chiusura da parte di Osvaldo che anche in fase difensiva si fa notare. Cerca di rispondere le Bagheria che si trova sotto di 2 reti al momento, questo pomeriggio dell'8 marzo, festa delle donne. E noi chiaramente facciamo un augurio a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Guadalupo riparte adesso a 1000 con Pane, Pierce, palla di ritorno ancora per il numero 8 che si è inserito in questa insolita posizione laterale. Pane rientra, viene un po' spintonato da dietro da Viola, poi Ledesma col tacco elegante, Mirabelli, Baio centralmente di prima, qui ottima palla su Cuffaro che ha un po' di difetti nel controllo e infatti spreca questa buona occasione quando siamo avuto 35 di gioco. Pennisi, Florio di prima scozza di vedere Vetrano, non c'è nulla, si continua dopo lo scontro con Cuffaro. Vetrano la controlla, vediamo se rientra o va sul mancino, prova a rientrare un po' tallonato, infatti va da cara a K, gancio, palla che poi va fuori. Perché non gliela gioca prima? Perché non gliela gioca prima? Perché? Perché non la gioca prima? Cara K si lamenta un po'. Il tempo è rimasto giù. Ledesma dovrebbe essere. Intervento da parte dello staff medico. Approfittano un po' tutti per dissetarsi quando siamo al minuto 36 di gioco. 0-0 il risultato, con il Camarat in vantaggio, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Pisciata sul rigore e il solito Pierce nei primi 3 minuti della partita che ha colpito come sempre. Nel frattempo si è rialzato, era Osvaldo, non era Ledesma. Poi credo si possa continuare. Con Sviola Franca vicino a Baio e Cuffaro. Il gioco verrà rimesso proprio da lì.
Dolenti va a lungo, in testa Pennisi, poi allontana Boatta, addosso però a Ledesma, Cuffaro, Baio, Ledesma di prima, sempre molto molto pulito il numero 5, poi Cuffaro fa una bella giocata a cercare la velocità di Pierce che se ne va su Pennisi, lo lascia lì, poi può anche crossare, cross non dei migliori, con Guadalupo che riesce comunque a controllarla, va sul fondo, poi rientra sul piede destro, tacco addirittura a liberare l'arrivo anche di Cracchiolo, viene però fermato del rimessa laterale, muto 38 di gioco. Con le mani lo stesso Guadalupo, cercare le torri in mezzo, Pisciotta la controlla, poi rovesciata, tentata e provata e riuscita anche effettivamente da parte di Osvaldo, che si è decisamente ripreso dopo il contrasto di prima. Nel frattempo Caldieraro cerca in lui la giocata, deve lui illuminare il campo comunale di Bagheria, poggio dietro per Scozzari che fa un gol impressionante col mancino, mamma mia che gol di Alessio Scozzari che la controlla e non ci pensa due volte. Qui veramente Dolenti non può fare assolutamente nulla, super gol. Dai ragazzi, non molliamo, dai! E questo è un gol da vedere e rivedere, veramente imprendibile anche per un portiere super come Dolenti, che non poteva fare praticamente nulla. Ha guardato quel pallone andare dritto all'incrocio dei pali. Che gol di Scozzari comunque. Tempo ne approfitta anche per bere Scozzari, non so per quale motivo il gioco al momento è fermo. Il suo Pierce sul pallone, va dietro Pane, Guadalupo e adesso si ricomincia. Mirabelli non ha smesso nulla il Camarat qui perché ha concesso un tiro da fuori. Quando si concede tiro da fuori, insomma, puoi farci veramente ben poco. Il merito chiaramente tutto di Scozzari, che ha fatto una giocata clamorosa. Con il suo mancino l'ha messa sotto l'incrocio, non poteva veramente fare nulla Dolenti. Mirabelli alza dalle parti di Cracchiolo, che ha una prateria davanti. Guadalupo si sovrappone come sempre, non crossa subito ma anzi si appoggia, poi traversone che arriva in questo momento, lo respinge Viola con le mani dietro la schiena per non concedere nessun tipo di calcio piazzato. Concede però una rimessa laterale, ma va bene così, con Guadalupo minuto 40 di gioco, 1-2, che bella partita. Rimessa lunga, di testa salta più in alto Costa, poi Ballariano un po' scordinato, la palla infatti rimane lì, Osvaldo, Florio e poi allontana Viola, testa Baio, diventava quasi un assist verso Pierce. Boatta si appoggia, Cara K, Caldieraro, bella finta, e qui forse c'è il giallo, vediamo. No, può starci secondo me forse il cartellino giallo qui per Ledesma. Poi Florio si lamenta un po' da capitano, lascia lì indietro a Pennisi. Costa, palla lunga, cerca i compagni, poi la riesce comunque a tenere in campo, almeno per un istante sicuramente Scozzari, ma non basta per poter poi mettere il pallone al centro, in mezzo praticamente a due, se non addirittura a tre avversari. L'autora del gol che ha riaperto la partita 2-1, anzi 1-2 per essere più corretti. Mirabelli va dietro, Dolenti, l'ex Nissa allunga dalle parti di Pierce, di testa va a contatto con Viola, guadagnando pure una rimessa laterale, permette ai suoi di risalire con le mani, va infatti Cracchiolo.
cerca come sempre Pierce, sponda ottima, Guadalupe intercettato, però c'è un fallo prima ed è il fallo su Pierce. Fa cenno signor Lafranca di battere la punizione da lì. Con Pane, c'è anche Pisciotta sul lato di destra che sta chiedendo il pallone. Palla però va su Osvaldo, poi Cracchiolo, Pierce non ci arriva, Guadalupo, Pierce ancora prova di prima a servire il compagno, questa volta non ne riesce, poi con il petto Pane non precisissimo, mette un po' di difficoltà il compagno che effettivamente però trova la rimessa laterale. Nel tempo Mister Cammarata sta parlando con Guadalupe da lontano per aggiustare la sua posizione senza palla, probabilmente perché vuole che possa dare qualche appoggio in più, qualche inserimento, soprattutto che in questi ultimi minuti stanno un po' mancando. Nel frattempo Cuffaro va dietro, Dolenti allunga il campo con questo lancio gigantesco verso Pisciotta, che palla di Dolenti, quasi gliela fa che praticamente la fa controllare davanti la porta. Pisciotta va dietro, Ledesma potrebbe anche calciare, cerca invece una palla in mezzo verso Pierce. Secondo me Ledesma qui deve anche calciare in porta perché aveva tutto lo specchio libero. Uno come lui la soluzione lì la può e la deve tentare assolutamente. Nel frattempo sarà rimessa laterale, credo, non rimessa dal fondo. No, invece no, sarà rimessa dal fondo, quindi la palla non era uscita lì. Allora finirà al minuto 46 la partita. Anche se poi si prende tutto il tempo. Testa salta Mirabelli, poi Pierce si aggancia un po' con Costa, non c'è nulla. Ballariano, che poi ovviamente non gesto bellissimo da parte di Pane qui, tanto dritto sull'uomo anche a palla lontana. Nel frattempo è fermato il gioco adesso, intanto giallo per Pane. Calcio pulsante per il Bagheria. Andrà Caldiera a battere questo calcio di punizione. Probabilmente potrebbe essere forse l'ultima chance del primo tempo, perché mancano praticamente 50 secondi, poco meno. Cracchiolo va dietro anche Pisciotta, così come Pierce. Nella di rigore invece per il Bagheria salgono tutti, rimane soltanto Boatta e Ballariano per eventuali contropiedi, giocatori molto rapidi, due giovani chiaramente rapidi che possono aiutare in fase di contropiede. Nel frattempo Caldirano sul punto di battuta, guarda i compagni al centro, ci aspettiamo un cross, però chissà che magari non voglia calciare, perché Dolenti è un po' fuori dai pali. Va Caldirano, c'è con una palla in mezzo, Pierce la tocca e poi Dolenti la blocca e guarda i compagni, fa subito ripartire, non gli interessa che manca poco, vuole ripartire il Camarat con Guadalupo che è veloce, prova a rientrare, poi Pennisi fa fallo ed è anche giallo, credo, ed è giallo, fallo su Pane. Adesso gara molto corretta con pochi gialli, ma negli ultimi 3 minuti ci sono stati 2, quindi insomma si è un po' accesa, però credo che non ci sia più tempo per continuare a giocare. Credo che forse appena avrà battuto ci sarà il duplice fischio. Oppure la gara terminava già al minuto 47, non si è capito molto bene se fossero 2 o 3 alla fine dei minuti. Tutto in mezzo, Ballariano la riesce a toccare, poi Viola
E finisce anche qui il primo tempo, 1-2 risultato. Che bella partita tra Bagheria e Kamarat, vantaggio iniziale con il solito Pierce e poi il calcio di rigore di Pisciotta, da lui conquistato e poi realizzato. Poi il Bagheria è tornato in partita con il super gol di Scozzari. Noi intanto, come sempre, vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Broccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Broccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano, col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro. Dall'altra parte calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara, il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con l'Omolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione guidata da Infantino, con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori. Poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondocampo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Broccoleri in questo pomeriggio. Alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacio Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1. L'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara, che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Da Sportisile è tutto, alla prossima. La gente di Cammarata con la birra in mano e la montagna nel cuore per applaudire i propri beniamini che oggi giocheranno contro una Folgore Castelvetrano alla ricerca di punti importanti per quantomeno giocarsi la salvezza agli spareggi in retrocessione. Un saluto qui da Gabriele Spetta, benvenuti dal video di Marco di Cammarata. Oggi Camarat contro Folgore Castelvetrano. Occhio proprio al tiro provato dal numero 18 D'Amato, che ha già bloccato la gara. Un fulmine della Folgore. Il Camarat, il gol della Folgore. Ora occhio a Pane che entra in aria a rimorchio. Martica Murato sulla linea. Chiama palla Pisciotta che va a sinistra a giro. Può andare Pane, pallone che passa a Pierce, bloccato da Vianzon, calcio d'angolo. Bloccato Martica, prova a mettere questo cross al centro, in realtà diventa un tiro e si deve impegnare Castiglione. Pane prova lui col destro,
90 secondi di Amato. Ancora Pane, all'arrivo di Marchica! Va Pisciotta stavolta, ma il risultato non cambia, palla fuori. C'è questo calcio d'angolo già battuto, Pane mette il pallone di nuovo al centro, Castiglione con un riflesso incredibile, evita il 2-1 che vede Baio, cross al centro troppo lungo, può però avventarsi nuovamente Guerrero Ferreira che si fa fare fallo, anticipa il suo avversario e conquista calcio di rigore. Può andare Pierce, non sbaglia! Pierce adesso, occhio, questo pallone buono in area, Castiglione fa una grandissima parata, si è infilato perfettamente Marchica. Oh, qua nel frattempo occhio perché ha perso il pallone, centrocampo del Camarat e poi traversa piena colpita da Diallo. Baio, Pisciotta, Pane, mette al centro, Pane, Castiglione non si fida della presa e arriva il palo pieno di Marchica che poi non riesce a girare, incredibile, carambola impazzita nell'area di rigore della Folgore. Pane va direttamente in porta, Castiglione, volo più carico e la toglie dalla rete. C'è sempre Pisciotta, pallone per Mirabelli che scarica il destro, rimane in aria il pallone e c'è il 3-1, annullato il gol per posizione di fuorigioco. Come gioca bene il Camarat sulla tre quarti, ancora Guerrero, prova ad andare, cross al centro, Marchica scavalcato ma può tornare sulla sfera. Pierce prova a coordinarsi, stoppa per Ledesma, Castiglione ancora e poi Marchica era in fuorigioco. Pisciotta, sempre lui, Pisciotta ancora, la giocata per Pane, Janson diventa portiere e un po' spegnendosi come tutto l'attacco rossonero. Qua rilancio per Pierce, ottimo controllo, Pierce va con lo scavalco, Nacho Pierce. Tanta confusione, esce il Camarat ancora con Guerrero, il tacco al centro, Marchino colpisce male Pierce, palo gol ancora Nacho Pierce. E Famiano a vuoto, occhio perché c'è D'Amato in aria, D'Amato prova il tiro, Banfi. Nel frattempo occhio perché il pallone è passato, ancora Camarat con il sinistro strozzato, Scente, perde palla e può andare a porta libera, Marchica che mette al centro, per Pisciotta non arriva per poco, c'è Crescente più lontano, pallone che arriva proprio nel gruppone e c'è la rete di Lippo. Palma olimpica, va lontano, non perfetto e Pane poi, Pisciotta, tutto buono, Pisciotta non salta il portiere e poi arriva il 5-1 e lì in alto e manda un chiaro segnale. 5-2. 5-2 Raga, ma esagerato, la tripletta di Pierce, il gol iniziale di Marchica che aveva risposto al vantaggio della Folgore dopo 90 secondi. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida che vede scendere in campo Athletic Club Palermo e Paterno Calcio, una gara valevole per il campionato Under 19, si tratta della Juniores. Poi Gran Mauta fa una bella giocata in mezzo a 2, in mezzo a 3, un piccolo ripalo, poi calcia col mancino e la sblocca subito, 3:32 sul cronometro, Fabiano Gran Mauta fa un grande gol. Su quell'auto di testa sta veramente macinando chilometri su chilometri Massei, gran giocata ancora una volta, c'è una palla in verticale, un rimpallo, favorisce Martinez che può puntare la porta, Martinez non se lo fa ripetere 2 volte, sfrutta lo spiraglio, la grande palla di Massei, pizzico di fortuna per il rimpallo, ma poi Martinez fa tutto benissimo contro Ghiaria a 2-0.
vuole la giocata, poi forse commette fallo, ma si continua, non c'è vantaggio. Martinez, gran palla adesso per lo scatto di Marotta che salta il portiere. Marotta entrerà con tutto il pallone in porta ed è 3-0. Ma che palla ha dato Martinez, mamma mia che palla di Martinez. Stato il terzo. Frattempo, palla in verticale con l'aggancio di testa da parte di Lo Piccolo che è molto largo, mette dentro sul primo palo, sbuca, la palla rimane lì, Marotta! E fa poker, 4-0. È tutto facilissimo per il Club Palermo. Secondo me poteva anche provare la giocata solitaria, non l'ha fatto. Poi la bella giocata invece in verticale, poi il gol di Lo Piccolo che si iscrive anche lui nel tabellone dei marcatori. 5-0, ma che palla meravigliosa che è arrivata direttamente dalla fascia destra. Esterno preciso per Conforto che questa volta è tutto regolare, può calciare Conforto, salta il portiere Conforto ed è 6-0, minuto 73 di gioco. Se l'è meritato questo gol perché è entrato benissimo in campo e fa 6-0. Di Marchese ma è sempre presente col culo dell'Atletico, in questo caso Greco. C'è Conforto sulla fascia sinistra, cerca invece la palla in verticale per Cagnoto che la tocca, il poco che basta e non sbaglia, si inserisce perfettamente, fa 7-0. Però che palla di Greco, mamma mia che palla. Poi Marotta riconquista ancora il pallone, mette dentro sul primo palo e poi non sbaglia chiaramente. Mazzè, l'avevamo detto, voleva iscriversi nel tabellino dei marcatori. Ancora una volta errore difensivo da parte delle Paternò che regala l'8º gol al Club Palermo. Greco, un bel lavoro qui. Si prende la fascia a sinistra, lo fa anche molto molto bene Greco. C'è Conforto vicino a lui, lo serve adesso. Conforto mette dentro questa palla, rimorchio, la controlla e poi non sbaglia il capitano Nunzio Marotta, ne fa ancora un altro. De Tris, 9-0. E siamo tornati live per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Bagheria e Camarat. 1-2 risultato, ma era veramente tanto divertente, con il doppio vantaggio prima del Camarat, poi la rete di Scozzari bellissima per riaprire la gara. Adesso ci attendono altri 45 minuti di gioco per capire poi quale sarà il risultato finale e chi si porterà a casa i 3 punti, o se invece ci sarà una divisione della posta in palio lo vedremo soltanto dopo il triplice fischio. Nel frattempo sul pallone Pierce sarà il Camarat a ribattere. E ricomincia anche il secondo tempo, dunque con Pane. Mirabelli. Baio. Mirabelli, due hanno veramente concesso molto poco in questo pomeriggio. Sul gol di Scozzari secondo me non c'è alcuna colpa della difesa del Camarat, perché
Il giocatore avversario ha calciato da posizione, forse potevano uscire un po' prima, questa è l'unica, però insomma Scozzari fa un gol fantasmagorico, quindi insomma ipotizzare che ci possa essere anche una minima colpa della difesa del Camerat credo sia da escludere, e tanto merito di un giocatore come Scozzari, che trova una traiettoria imprendibile anche per un super portiere come Dolenti. Intanto Boatta, che non è salito quasi mai sull'out di sinistra nel corso della prima frazione, vediamo se lo farà un po' di più nella seconda. Intanto Pierce, fuori gioco, cerca di partire sempre sul filo del fuorigioco l'attaccante argentino. Viene anche spesso pizzicato un po' troppo in avanti rispetto al consentito. Nel frattempo recupera palla il Camerat e dunque Dolenti. Nel frattempo si riscaldano diversi giocatori sia da un lato che dall'altro. Vedremo se ci saranno dei cambi, ma credo proprio di sì. Guadalupo mette giù la palla, lotta col fisico, va giù, fallo con Scozzari che sportivamente lo va subito a fare rialzare, chiedendo anche scusa. Bel gesto di sportività da parte di Scozzari. Il tempo sarà quindi calcio di punizione per il Camerat. Guadalupo ne sta approfittando per allacciarsi gli scarpini, con Cracchiolo che va dietro da Mirabelli. Tocco centrale di prima Osvaldo. Guadalupo prova ad appoggiarsi, ancora Osvaldo la controlla bene, ma Florio fa sradicare il pallone. Scozzari, Florio ancora di prima, gran palla su Vetrano, poi testa prova a sporcare, cerca e riesce effettivamente Florio, poi giganteggia Pane che aggira praticamente due giocatori, poi cambia tutto. Boatta va incontro Caracappa, Ballariano non rischia, torna dietro Pennisi, poi aggancio non di migliore parte di Ballariano che rischia tanto sulla pressione alta di Ledesma, prende però il calcio di punizione. Sicuramente un po' la panchina ospite questa chiamata, ma era molto vicino anche ai guardalinee, insomma era veramente lì per poter indicare il fallo o meno. Intanto Pane, bella palla qui a cercare Pierce, questa volta non si è mosso, era sì in posizione regolare ma non ha fatto il suo classico movimento. Florio in mezzo a due, gran giocata da parte del capitano che adesso cerca di salire in cattedra rispetto a un primo tempo forse non proprio positivo, un po' opaco per il capitano. Adesso con un paio di giocate in questi primi 3 minuti forse mister Grimodo gli ha detto qualcosa nello spogliatoio, a dire guarda sei il capitano, cerca di fare qualcosa tu. Costa alza il pallone di testa a Cuffaro, non perfetto, riesce comunque ad arrivarci Ledesma, poi Ballariano che travolge Osvaldo, non c'è nulla però, facendo di continuare. Costa allarga dalle parti di Caracappa, come sempre aggancio felpato da parte del numero 7 che deve puntare alla difesa, lo fa, poi cerca il tiro a giro con il destro direttamente dalle parti di Dolenti che non ha alcun problema a bloccare questa conclusione molto debole da parte del centrocampista col vizietto del gol. Ricordiamo 2 reti nella sfida contro il CUS Palermo. E poi rimessa laterale per il Camerat in fase difensiva con Cracchiolo che chiede al dietro se va bene battere lì, chiaramente sì. Guadalupo va incontro ma lui lo sovrasta andando direttamente da Osvaldo, poi Pierce, Costa mette una pezza, si lamenta un po' Pierce, voleva forse una palla migliore dei compagni. Caracappa allarga, controllo di Scozzari che si gira, danza sul pallone, cerca di fare scomparire la palla. Florio col tacco illuminante, ancora Scozzari potrebbe arrivarci, traversone, l'ultimo tocco è di Ledesma ed è quindi calcio d'angolo per il Bagheria che continua ad attaccare. Nel frattempo Pierce va dentro l'area di rigore perché sa che la sua presenza all'interno di quei metri lì può essere importante. Sistema il pallone Scozzari, uno schema per liberare Costa che potrebbe anche cercare un cross, arriva adesso e poi di testa Caracappa va a deviare benissimo verso la porta
Camart non l'aveva difesa bene questo schema. La palla esce però fuori, ma credo che Dolenti ci sarebbe comunque arrivato, secondo me. E quindi rimessa dal fondo, sempre lo stesso Dolenti a battere, Mirabelli. La difende con gli artigli e poi scivolata da parte di Viola. Caldieraro. Da parte di Boatta, non di Viola. Poi Pierce, posizione regolare, Pierce entra nella di rigore, mette dentro sul secondo palo, Guadalupo! Non ha sbagliato, si chiedeva una posizione irregolare, ma non c'è nulla per il guardalinee e Guadalupo da 2 passi fa il tris su questa palla meravigliosa di Ignazio Pierce. Sul momento migliore del Bagheria colpisce ancora il Camarat che fa il tris 1-3. Il Guadalupo non se l'è fatto ripetere 2 volte e ha dato sul secondo palo quasi come se fosse un'azione da calcio a 5, andando dritto lì con il pivot che fa quella giocata. E si ritorna in campo con Florio, Boatta, Costa, Ballariano allarga il gioco, si appoggia, poi Caldieraro un po' in ombra questo pomeriggio, chiuso ovviamente nella morsa del Camarat, che nel frattempo Svaldo forse fa fallo, level forse, intervento irregolare dunque su Pennisi. Batte rapidamente il Bagheria con Caldieraro, deve cercare di suonare lui la carica, larga dalle parti di Boatta, che per le parti di Viola, chiedo scusa, che però non riesce a controllarla, nonostante la bella idea di Caldieraro che aveva visto una prateria su quella fascia. Andrà con le mani Guadalupo, molto molto lungo a cercare Pierce, ma si aggancia con Florio, palla poi su Costa, con Osvaldo che va sul pallone. Pierce scambia la palla con Pane che cerca una verticalizzazione che non ne passa. Ballariano la pulisce ancora una volta, il solito Ledesma che poi va giù, scontro con Scozzari, poi Pane e Mirabelli mette palla fuori, addirittura fuori dal campo, non solo dal terreno di gioco. Rimasto giù Ledesma, lo scontro nel frattempo è pronto un cambio intanto per Mister Grimaudo. Entrerà Lopresti e credo che entrerà al posto di Viola. Il ruolo è quello, oppure potremmo ipotizzare Viola che passa come centrale e Costa come terzino sinistro, quindi uscire Boatta. Insomma, varie soluzioni. Nel frattempo il cambio è pronto, ma verrà fatto successivamente con il Camarat che dunque la difende lì con Dolenti. Baio, Dolenti ancora, c'è Mirabelli vicino a lui, ma mi è servito adesso, dopo qualche secondo di palla tra i piedi. Ledesma, adesso sta bene il numero 5, fa una gran giocata, il break di Ledesma, bella palla in verticale per Guadalupo che cerca di rientrare, fermato da Viola, molto bene. Poi Scozzari la controlla, in mezzo a 2 se ne va Scozzari, gran giocata adesso il numero 11 che è velocissimo, poi salta anche sulla scivolata di Cracchiolo, allarga il gioco per Caracappa, rientra sul destro, piede forte, Caldieraro la controlla, potrebbe anche calciare, Ledesma gli dà fastidio, poi allontana invece Cuffaro e Viola la tiene pure in campo, non la fa andare fuori, cerca adesso un assedio, un piccolo assedio del Bagheria. Viola scarica su Capitano Florio, poi si sovrappone il numero 3, Florio cerca di appoggiarsi, il velo da parte di Scozzari, poi Caldieraro col destro con Dolenti che non accenna la parata, però adesso il Bagheria c'è e comincia anche
attaccare un po' di più rispetto alla prima frazione, ma intanto c'è un cambio, perché esce Viola per Lopresti, quindi dal punto di vista tattico non cambia nulla, terzino destro per terzino destro. Questo è il primo cambio della partita, quindi minuto 56 si riparte con Dolenti. Mi aspetto possa andare lungo, invece no, va corto da Baio. In mezzo al campo Osvaldo lotta con Ballariano, baricentro basso per il 17, poi Ledesma anche lui qui con una grande tranquillità, cerca di duettare con il compagno, palla che funziona e poi Ledesma ancora si va dietro, forse un po' troppo. Mirabelli mette giù la palla, lo insegue Cracchiolo, poi Guadalupo, gran giocata, Pane gioca benissimo il Camarat, Pisciotta, palla che passa, poi di prima Pierce, forse è fuori gioco secondo me, Cracchiolo. Camarat merita sicuramente quella classifica, secondo posto, essere veramente anche l'antagonista principale delle Licata, veramente una squadra che gioca benissimo, un grande calcio. Caracappa, Vetrano mette giù la palla con Mirabelli, riesce a girarsi molto bene, adesso lo scatto di Caracappa in mezzo a due, un po' rallentato, potrebbe anche provarlo, poi si appoggia a Scozzari e sul sinistro la trivela, cerca dall'altro lato il compagno, la mette giù col petto, poi si allontana un po', poi cerca anche una conclusione con Dolenti che va in calcio d'angolo sul tiro improvviso parte del Bagheria. Qui Dolenti fa una gran parata da sotto l'incrocio quella palla. Ci va proprio su questo tiro Vetrano. Sarà quindi corner con Caldiraro, va incontro Scozzari, palla fa proprio sulle sue direzioni, poi Lopresti molto bene a non far girare l'avversario, Florio il sombrero, poi Pisciotta allontana Lopresti, palla in rimessa dal fondo, sempre con Dolenti. Pisciotta, palla che passa, Ledesma allarga il gioco, da quel lato c'è sempre Osvaldo, sovrapposizione, Ledesma ancora, va sul fondo, potrebbe anche crossare, si va un po' a chiudere con Pennisi, tocco dito da Cuffaro, c'è dietro Pane, riesce però a crossare in mezzo, Costa non perfetto, regala Guadalupo, paratissima e poi Pierce sulla respinta, però è fuori gioco. Era stata una bella parata di Crisafolli, però sicuramente Costa non ha rinviato al meglio. Adesso si ricomincia a giocare con Florio, poi Lopresti lascia Scozzari. Ballariano, apertura mancina dalle parti di Caracappa, c'è Caldiraro vicino a lui, lo serve adesso Caldiraro con il destro. Adesso il Bagheria sta cercando di calciare più volte dalle parti di Dolenti e lo ha già sfidato in più di un'occasione. Per battere Dolenti serve veramente fare un tiro praticamente perfetto. È un gatto tra i pali. Calcio d'angolo, forse è un po' eccessivo questo pallone, però in realtà Caldiraro la mette giù. Poi con il petto Guadalupo allontana, Lopresti si aggancia un po' con Pisciotta, ma riesce comunque il 7 ad appoggiarsi. Pisciotta è veloce, ma Lopresti è fresco, c'è anche Guadalupo, lui preferisce cambiare lato da quelle parti, c'è Osvaldo e poi la chiusura ottima da parte di Boatta che non è, si mette paura dell'arrivo di Osvaldo e lo ferma, poi il traversone arriva comunque, la palla poi non entra in porta, però qui secondo me
Crisafulli la palla la deve andare a prendere, perché Pierce era vicinissimo alla porta e vicinissimo anche alla palla, insomma. E quando si tratta di Pierce, ma qualsiasi altro attaccante, oserei dire, però a maggior ragione quando si tratta di Pierce, la palla la devi prendere tu, perché sennò lì il gol poteva arrivare facilmente. Costa per Lopresti, Costa ancora. Minuto 61 di gioco nel frattempo, 1-3 risultato. Mancano 29 minuti alla fine della partita. Costa. Florio. Scozzari. Viene tallonato da due giocatori. Poi Pisciotta, la palla sembra fuori. Sì. Lopresti. Costa. Pennisi. Ballariano la controlla, si gira, poi il dribbling, ottimo qui su Pisciotta, poi ne fa anche un altro, si appoggia centralmente, Vetrano, cerca anche una conclusione fuori, la traversa! E adesso anche sfortunato però il Bagheria, perché Vetrano sta per fare un gol incredibile. Che traversa, adesso prova ad attaccare ancora il Bagheria, ma credo che Mr. Gameout non possa essere scontento della prestazione dei suoi ragazzi. Comunque contro una squadra come il Camarat, fortissima, e si sta vedendo anche questo pomeriggio, le occasioni comunque ci sono state. Intanto Lopresti ruba il tempo a Guadalupo, nonostante il mismatch fisico. Costa riesce a servire Lopresti, tallonato, poi scivolata, palla che passa, è entrato bene Lopresti, poi Florio non prende il pallone, il rimbalzo favorisce Ledesma. Pane, palla in verticale su Pierce, chiude tutto Pennisi. Adesso Caldieraro, intanto sono pronti due cambi per il Camarat. Caldieraro avanza, vedi dall'altro lato Scozzari che la controlla, si sente sul mancino, Scozzari va sul destro, Scozzari calcia, dolenti ancora sul primo palo. Entrano Pereira e Lautaro. Lautaro di Romana. Poi Guerreiro, Pereira Guerreiro. Sarà quindi calcio d'angolo per il Bagheria. Testa arriva, poi tentativo per rimetterla in mezzo di Scozzari, che cerca di difenderla ancora una volta, va col destro, palla che non è fuori, allontana Mirabelli come viene. Poi Lopresti non vuole fare girare, si vuole forse prendere anche un calcio di punizione, palla che passa, giganteggia qui Osvaldo, poi Pane verticale per Pisciotta che punta a Boatta, lei dall'altra parte proprio Pane, palla perfetta, Pane non la chiude perché c'è un super Ballariano che va col corpo del fallo, però insomma stato con l'addome qui forse un po' eccessivo secondo me. Vediamo chi uscirà, perché entreranno, come abbiamo detto, Di Romana e poi Pereira. E va lo stesso Pane a battere. Lui che ha avuto la chance per chiudere la partita proprio nell'azione precedente a questo calcio di punizione. Va col destro, Pane, la traversa anche qui e poi la palla che rimane lì. E c'è ancora gol, ma c'è ancora fuori gioco. Aveva segnato Ledesma, però effettivamente sembrava molto molto avanti. E poi i due cambi dentro Pereira, abbiamo detto, e Di Romana. Allora, intanto esce Pane, che è anche ammonito.
Gran partita. Bravo Miki. Bravo Miki. Bravo Marco. E poi esce anche Osvaldo. Costa. Allora, Pereira si è messo sulla sinistra. Il dribbling da parte di Florio. Salta pure Guadalupo, poi Pereira la tocca, non è fortuna nel rimpallo, poi Cracchiolo. Ledesma, poi è entrato Di Romana, tocca subito la palla, poi l'anticipo di Florio tentato, non è riuscito Ledesma, non c'è nulla, si continua. Ballariano, fallo di Di Romana. Ed è 66 di gioco. Forse ci sarà qualche altro cambio tra un po'. Costa rapidamente da Pennisi, allarga il gioco da Caldieraro adesso che guarda i compagni al centro, va sul fondo, scivolata provata, poi lo fa, questa volta è fallosa da parte di Pisciotta, che si è scambiato di posizione proprio con Pereira, perché è uscito Osvaldo che solitamente giocava sulla destra, Pisciotta invece giocava sulla sinistra, adesso invece è un po' il contrario, con Pisciotta proprio a destra e a sinistra invece il neo è entrato Pereira. Sistema il pallone intanto Caldieraro. Vediamo come batterà questa punizione Caldieraro. Da lì potrebbe, secondo me, anche pensare ad una conclusione. Va Caldieraro, decisamente da dimenticare questo tentativo da parte del centrocampista offensivo. Dolenti, Pereira mette giù la palla molto bene, Guadalupo trattenuto da Scozzari, si continua ancora il 20 con l'intercetto di palla di Florio, palla che rimane in campo, poi sale testa di Romana che commette ancora fallo, subito Ballariano, poi Caracappa vince il rimpallo con Pisciotta, Caracappa ancora vuole l'inserimento dei compagni, c'è lo scatto di Scozzari, non lo serve, cambia adesso lato da Boatta, c'è pure Caldieraro, gancio meraviglioso da parte del 10, finta contro finta adesso su Caracappa, si ferma ancora una volta il 7, Florio, bello qui l'aggancio, poi Costa, senza pensarci due volte, allarga da Scozzari di prima, lo Presti cerca di controllare, perde anche un tempo di gioco con l'ottimo lavoro da parte dell'avversario. Florio, lo Presti, cross, la devia Caracappa, arriva anche Caldieraro, poi Ballariano mette giù questa palla col mancino, va dietro, Boatta, Ballariano nuovamente cercare la giocata corretta, Scozzari, danza destro sinistro, c'è il mancino, l'appoggio, Guadalupo perfetto, ancora una volta ad aprire la gamba e negare il passaggio. Mirabelli, Baio, quindi Di Romana, appena entrato ricordiamo, Ledesma, Guadalupo, c'è lo scatto di Pereira che è fresco e deve partire in velocità, però troppo profondo questo pallone per il numero 11 che è fresco, è appena entrato, è vero, però un po' impreciso. Costa, lo Presti, pressione alta di Pereira, Boatta, Caldieraro, c'è lo scatto di Caracappa, lo guarda, poi gli nega questo pallone, va da Florio, lo controlla il capitano, adesso Scozzari, autore del gol dell'1-2 momentaneo, Scozzari 1-2 con Florio, Caldieraro fa tutto solo, poi si appoggia Scozzari, mancino, palla di ritorno, è chiuso il Camarat però. 70 di gioco, intanto stiamo in questo momento, mancano 20 minuti, 1-3 risultato. Ballariano alza lo sguardo, cerca l'ennesimo lancio, questa volta è decisamente da dimenticare, chiude benissimo il Camarat come sempre e questo è anche il motivo per cui il Camarat è la terza difesa
migliore di questo campionato, perché difende molto molto bene, lo si vede ancora. Pierce, Guadalupo, Pereira, punta la difesa, salta nettamente Lopresti, più veloce mette palla in mezzo e poi sfiora il palo. Non si capisce se è stato un cross o un tiro da parte del numero 11. Forse un cross che poi è diventato un tiro, probabilmente. Ma intanto il risultato rimane sempre sull'1-3, minuto 71 di gioco, mancano 19. Più recupero, chiaramente. Ballariano, Florio, Costa, Ballariano, lancio col sinistro, cerca Caracappa che veloce la può tenere in campo contro Cuffaro, vuole rientrare, passa ma non il corpo, passa solo il pallone e quindi il Camerata la riconquista. Ledesma giganteggia ancora il centrocampista, Mirabelli, Cracchiolo si appoggia, Pereira lo presi, fa un gran lavoro qui, gioca anche da terra. Ballariano, Caldieraro, proprio una magia, gli riesce pure Caldieraro, poi non la seconda, poi nel terzo anche un po' di fortuna con un rimpallo. Caracappa si appoggia, Boatta getta una palla sulla mischia di Romana, poi Caracappa a pressare, Caldieraro mette tutti d'accordo, poi nuovamente su Caracappa, allontana invece Baio senza battere allo stile, poi Pierce con Costa, poi Pierce nuovamente trova questa palla, è una magia su Pereira che può rientrare contro Costa, si appoggia proprio su Pierce, di prima Guadalupo col destro a giro e viene murato sul momento più bello, poi Pereira si accontenta del calcio d'angolo, anche un po' spinto in realtà da Lopresti. E quindi corner con Pisciotta che non ha chiaramente fretta di battere subito, mentre nel frattempo c'è un altro cambio per il Bagheria ed entrerà Abate e Marcica invece per il Camarat. Poi palla messa in mezzo, Crisafulli con la mano ad allontanarla da sotto l'incrocio dei pali, poi Mirabelli lotta e riesce comunque a rimettere in mezzo, Florio con un rimbalzo lo calcola, seppur ci sia la pressione altissima di Pisciotta che veramente non sta facendo mancare l'impegno oggi. Gran partita del numero 7, anche un gol, ricordiamo, sul calcio di rigore. Lopresti, all'allontanata Pierce, poi di prima si cerca di tenere lì la palla, poi ottimo invece l'idea verso Pierce che può rientrare, va sul destro, Pierce se la costruisce per poter anche calciare, poi appoggia invece dietro di prima Guadalupo, destro-sinistro, poi Pereira non calcia nessuno, palla nuovamente su Pierce, calcia lui, destro-sinistro, va sul destro, palla fuori, se l'è costruita tutta solo, non ha tolto la porta ma sempre una gran giocata. Intanto cambi dentro Abate al posto di chi? Allora Marcica nel frattempo intanto è uscito Florio, il capitano, con Costa che va a fare il capitano adesso, e Abate si mette invece in mezzo al campo. E Marcica invece al prossima. È uscito un po' sconsolato il capitano. Cuffaro, bella qui la sua chiusura difensiva. Dolenti, sempre molto preciso con i piedi. Ledesma, di Romana, ancora Ledesma. Dolenti, poi la scorta, Pennisi addosso, però qui sbaglia tutto, palla in verticale per Pierce che salta il portiere, Pierce ancora,
esterno della rete, però Pennisi non può concedere queste occasioni perché ha praticamente regalato poi una prateria a Pisciotta che ha servito il compagno. Nel frattempo fuori credo Pisciotta per Marcica. Bravo Rino. Bravo. Esce tra gli applausi Pisciotta, gran partita. Al suo posto entra proprio Marcica. Rino. Si riparte dal basso con Costa e Pennisi. Caldieraro va al centro. Per girarsi Vetrano, lotta come un leone ma non riesce a giocarla al meglio. Pereira allarga su Guadalupo che alza la testa, traversone. C'è sempre il solito Pierce da quella parte che calcia col destro. Mamma mia cosa stava per fare Pierce, che quando tocca il pallone è sempre molto pericoloso. Qui ottimo il lavoro di parte di Marcica che gli leva la marcatura e permette all'attaccante di poter calciare, poi solo un po' di sfortuna. Lo Presti, salta Pereira che però rientra, ritorna a lottare, ma non basta. Palle fuori, l'ha rimessa Cavarat comunque. Cracchiolo deve battere però. Qualche problema, ha avuto 77 di gioco nel frattempo. Ma Guadalupo che guadagna qualche secondo in più. Poi Costa si aggancia Pennisi con Pierce, qualche lamentela pure. Tempo altri cambi pronti, Aramburu sicuramente. Caracappa, Boatta, abbatte. Boatta rientra, poi scivolata, rischia il fallo, ma si continua. Ballariano anche sull'arrivo di Pierce, scivolata da parte dell'attaccante, come sempre sposta la palla all'ultimo. E intanto ecco in campo Aramburu per il forcing finale. Vediamo se uscirà Vetrano, se invece andrà a giocare accanto a lui, quindi possibilmente vedremo uscire un centrocampista. In realtà è appena entrato Abate, quindi ipotizzare un'uscita dal campo di Calderaro o di Balleriano è un po' complicata. Forse potrebbe in realtà uscire Boatta con Balleriano messo sull'out di sinistra come terzino, però insomma, vedremo. Lo Presti, si gira molto bene Lo Presti, viene però raddoppiato, può fare veramente molto poco, forse trova il calcio d'angolo, vediamo. Si lotta su quel fondo ed è rimessa Pagheria, zona offensiva, non è calcio d'angolo. Lo Presti subito, batte rapidamente Ballariano. Caldieraro, si va a vedere Caracappa che poi cerca anche la punta. Potrebbe essere Caracappa in realtà uscire anche. Dolenti, precisissimo come sempre. Marcica mette giù questa palla, si va a vedere Pierce, c'è dall'altro lato Guadalupo, lavora sul fondo molto bene con il destro, Pennisi non lo vuole fare crossare, infatti ci riesce pure con il pallone che viene infatti conquistato dall'ex Lascari Cefalù. Adesso Ballariano alza la testa, cambia tutto nelle zone di Scozzari con Cracchiolo che qui lo ha tenuto. Poi Crampi. Poi cambio dentro Aramburu, vediamo al posto di chi. Allora Calderaro va largo e allora forse esce Caracappa, credo. Anzi no, mi sa che esce proprio Scozzari, sì, è uscito proprio Scozzari. Sì, è uscito Scozzari per Aramburu, quindi con Caracappa che va a giocare sull'out di destra. Sulla sinistra invece Caldieraro e Aramburu chiaramente si mette lì a dare centimetri e subito in marcatura Baio su di lui. Pennisi. Potrebbe pronto un cambio anche per il Camarat.
Aramburu, palla in verticale per Caldieraro, chiude molto bene con Falo. Che partita, sta per entrare Spinelli nel frattempo. Ti al posto di chi? Spinelli però forse bisogna aspettare, vediamo. Uscirà Cracchiolo nel frattempo. Gran partita comunque da parte del numero 26, forse semplicemente un po' stanco nelle ultime azioni, si è visto nel duello con Scozzari. E Spinelli va a giocare sulla fascia mancina, quindi questo è il cambio da parte di mister Cammarata, che se la gioca in questo modo. Minuto 81, mancano 9 minuti più recupero. Non ci sono state molte interruzioni, quindi non ci aspettiamo forse un recupero cospicuo, però vedremo. Abate, Ballariano, Abate ancora. La domesticano i due, utilissimo il lavoro da parte di Marcica, poi Guadalupo. Spinelli va dietro da Mirabelli, la controlla il 6. Adesso Baio. Di prima, bella giocata, Pennisi la buca per Pierce che può attaccare la porta. Pierce! Fuori gioco. Però secondo me in realtà l'aveva toccata Pennisi, quindi secondo me non era fuori gioco, era tutto regolare. Era tutto regolare secondo me, perché la tocca Pennisi e di conseguenza rimette in gioco anche Pierce. Costa. Pierce ha fatto un gol, ha fatto una gran partita, però qualche occasione l'ha sbagliata sotto porta. Ma credo che dopo tutti questi gol che ha fatto quest'anno, insomma, qualcheduno si può anche perdonare, secondo me. Ballariano. Caldieraro cerca un dribbling sul lato di Cuffaro. Fase un po' spezzettata adesso della partita. Colpo di testa di Ledesma a liberare, poi Pennisi pure, sempre Ledesma a cercare nuovamente Pierce che mette giù questa palla, poi palla ancora una volta geniale in mezzo! E calcia alto, altissimo, Pereira che era arrivato nell'1 contro 1 nonostante lo presti. Bella palla ancora di Pierce, comunque ha fatto un gol e un assist oggi. Il fallo di Baio intanto ha lasciato la sua posizione, poi Costa va immediatamente a cercare una sventagliata lunga verso Caldieraro, chiude invece un super Cuffaro. Gran partita da parte di questo giovane calciatore. Abate, Ballariano, Abate, allarga su Boatta. Caldieraro c'è la sovrapposizione da parte del terzino, poi Caldieraro si ferma ancora una volta in mezzo a due. Caldieraro cerca una magia delle sue, viene però fermato prontamente da Marcica. Adesso palla su Guadalupo, cambia tutto. Pereira, buono con l'aggancio, c'è la sovrapposizione di Spinelli, vediamo se lo serve adesso, lo fa in questo momento. Spinelli può crossare con il mancino, da dimenticare però il suo traversone, ma nel frattempo forse è pronto un cambio per il Camarat. No, alla prossima. È un po' spaccata in due il Camarat adesso. Ballariano, Caldieraro per l'anticipo di Cuffaro. Che partita del terzino che poi si dimentica il pallone, si incespica un po', ma va bene così. Di Romana, palla in orizzontale. Guadalupo, nel frattempo è pronto un cambio, dicevamo. Allontana. Si va dietro da Dolenti. Di Romana.
Con il petto Pereira sulla posizione, però c'è giù un giocatore. Entrerà Di Marco nel frattempo. Dima al posto di chi? Nel frattempo Crampi per, credo, Guadalupo, che non vediamo. Minuto 86 di gioco nel frattempo. Di Marco sta entrando, esce Guadalupo nel frattempo, gran partita, un gol, ma anche tanta qualità in mezzo al campo. Lascia il campo, c'è anche un altro cambio però per i Bagherini in questo caso, con l'ingresso di Costa. Esce Ballariano. Quando siamo al minuto 87 di gioco, mancano 3 minuti, ma il gioco è fermo da almeno un minuto, quindi è palla che viene restituita. Era molto corretta comunque. Dolenti. Spinelli, forse con il braccio, credo. Caracappa si lamenta un po'. Testa proprio di Spinelli, poi di testa nuovamente Lopresti, allontana invece Lautaro Di Romana per il solito scatto di Pirz che fa sportellate con Pennisi, fa la scivolata con una volta Marcica che è entrato molto bene in questo pomeriggio. Pereira si impegna per tenerla in campo e ci riesce pure, bella palla, poi mette subito dentro Di Marco con il mancino, non è stato però precisissimo. Caracappa, Lopresti si ferma, buon lavoro di Lopresti, poi si complica la vita e perde il pallone. Di Romana, poi sbaglia il tocco verso Pirz, c'era anche vicino a lui Pereira che poteva essere servito. Spinelli lavora il pallone, poi scontro con il tacco, lavora poi nuovamente la sfera, Spinelli che è fresco, poi scontro sempre, Vetrano la difende con gli artigli, vuole girarsi in ruletta, lo fa anche bene, ma Di Romana chiude la strada, poi la suola, non passa, Ledesma lo fa lui invece il lavoro di suolo, lo fa perfetto. Pereira di ritorno per Ledesma che è anche un po' stanco e cosa, infatti gli chiude la strada. Minuto 89, tra poco conosceremo anche l'entità del recupero. Baio giganteggia in difesa, cerca Pereira, lo scatto sull'otti di sinistra, non si punta in mezzo a due, è complicato, cerca infatti una giocata difficile, poi Caracappa si appoggia con l'esterno, palla di ritorno sempre verso Caracappa che allunga verso Vetrano, poi Baio una volta provvidenziale direttamente. Sono 4 minuti nel frattempo, quindi si giocherà fino al minuto 94 di gioco. Lopresti, Pirz di testa allunga con una utile spizzata. Cuffaro viene un po' fermato, tallonato, poi sbaglia il retropassaggio all'indietro. Ledesma non riesce nelle break, adesso Caldieraro riparte in Bagheria,
lo trattiene un po' Cuffaro, Caldiraro però non si ferma così, Caldiraro ancora salta tutti, Caldiraro col destro, Dolenti, e poi nuovamente col mancino, non trova il gol, è sempre un super Dolenti, ma un Bagheria comunque secondo me ottimo gioco. Sono rimasti tanto in avanti invece Pereira e Pierce, forse un po' di stanchezza per loro, ma sono 90 minuti veramente di fuoco. Caldiraro mette dentro, allontana Di Romana, poi Marcica la appoggia soltanto ad Abate che però non è precisissimo. Cuffaro trova Pierce, Dio se la tiene, cerca invece una palla verticale con l'intervento ottimo di Boatta. Gara non semplice per il numero 2, però in fase difensiva non ha concesso molto, però non si è fatto quasi mai vedere in zona offensiva. Palla a cercare Aramburu, forse fuori gioco, sì. Poi Dolenti va a lungo, lo presi di testa, poi Caracappa la tiene lì, lo presti, controllo, scambio della sfera, poi c'è Vetrano di testa invece, arriva Mirabelli, Ledesma, Mirabelli, Abate di testa anche lui, ping pong di Romana, poi mette tutti d'accordo Abate con una sventata lunghissima, 92, mancano 2 minuti, 120 secondi e poi sarà fine match. In questo pomeriggio bagherese. Spinelli. Come si inizia anche a assaporare la primavera. Dolenti, addormenta un po' il gioco e fa bene chiaramente il Camarat che è in vantaggio di 2 reti. Palla imbucata, chiusa da Costa, crampi per Ledesma, si continua intanto a giocare Caldiraro. Si ferma, se voleva fermare il gioco Caldiraro, poi ci ha ripensato, dribbling, fallo, calcio di punizione. Infatti lo stesso Caldiraro dice, mi stavo fermando per il tuo compagno. Tutta rapida, Vetrano, però bisogna attendere ancora. Fa subito Costa invece per Caldiraro, ultime battute della partita. Caldiraro va sul fondo, traversone, deviazione, palla rimane lì, Cuffaro allontana. Adesso Pierce la mette giù col tacco, gran giocata di Pierce, è veloce Boatta che però non si fa fregare, fa una buona chiusura sull'attaccante del Camarat. Adesso Costa. Abate, ultima azione della partita, cerca un traversone insomma da dimenticare e poi va bene così, finisce la partita, vince il Camarat con il risultato di 1-3 e continua a volare nella sua corsa verso nel secondo posto al momento indicata, è sempre lì al primo, ma il Camarat è presente e lo fa vedere e lo fa capire soprattutto anche questo pomeriggio, vincendo contro un buonissimo Bagheria che però si ferma in casa proprio contro questo super Camarat. Nel frattempo, come sempre, vi ringrazio per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto. Vi ringrazio ancora e alla prossima.